Ciao a tutti, io mi presento, sono Nadia Gabrielli, capitano CLEM Vicenza 29 e siamo qui ospiti di una scuola di ballo, la Black and White di Vicenza, che ci ha gentilmente ospitato per fare questa intervista a questi PO che sono di vari CLEM del Vicentino, e a cui appunto sottoporremo delle domande e loro gentilmente ci daranno il loro parere in merito. Ecco, quindi cominciamo con la prima domanda. Dove e quando svolgete le vostre riunioni del CLEM? Ciao a tutti, sono Igino, CLEM 32 Vicenza. Noi ci troviamo una volta al mese nel nostro salotto e la cosa più emozionante è quando il nostro capitano ci dà il tema del mese. E lì vedi veramente le persone, l'impegno della persona per quanto riguarda dare il massimo di se stessa. Grazie e ciao. Qual è stato il momento più difficile che avete incontrato nel vostro CLEM? Sono Chiara del CLEM Vicenza 20. Essere sincera, non ho mai avuto dubbi sul progetto, anche quando è stato posticipato il quid ho continuato a credere in Maurizio, perché sono sicura che grazie a lui riusciremo a portare nuova vita a questa Italia che sta morendo. Grazie. Sotto quali aspetti ti ha fatto crescere questa esperienza del COEM? Ciao a tutti, io sono Tommaso, Caltrano 1, e il COEM mi ha fatto crescere sotto vari punti di vista, diciamo soprattutto quello magari dell'altruismo, l'aiutare le altre persone, che ho imparato attraverso il mio salotto, conoscendo quelle 9 persone, e mi ha fatto crescere anche sotto il punto di vista di capire cosa effettivamente può servire a questo paese, ora come ora, per il futuro, perché effettivamente le cose cambino e per offrire una possibilità anche a noi giovani, non me ne vogliono le persone più esperte, e buona continuazione a tutti, grazie. La domanda era: da quanto segui il progetto COEM? Ciao a tutti, sono Brunilda, una PO del CLEM Vicenza 29. Seguo il progetto dal 1° aprile del 2017. Quali pensi che siano i cambiamenti che porterà questo progetto? Ciao, sono Susanna e la mia risposta è riportare l'Italia ai valori che merita. Ciao Simone. Ciao. Cos'è per te la risonanza? Mi chiamo Simone Basso del CLEM Vicenza 27. La risonanza è una frequenza che si trasporta da persona a persona per ottenere col cuore degli ottimi risultati. Ti sembrerebbe opportuno, anzi importante, che un partito si faccia avanti per prendere, sviluppare e consolidare il nostro progetto? Buonasera a tutti, sono Gianni del CLEM Vicenza 24. Il nostro progetto è un progetto molto grande, molto bello. Come tutti sappiamo è un progetto ideato da Maurizio Sarlo. Per molti aspetti questo progetto io lo sto vivendo già da 30 anni, perché sono sensibile alle cose da migliorare, tutte quelle cose che ben tutti noi sappiamo cosa non va in Italia, le stiamo vivendo nella nostra pelle. Un partito che prenda e sposi il nostro progetto per me è una cosa importantissima, vorrei dire quasi essenziale al giorno d'oggi, perché così potremo farci sentire e arrivare a portare il cambiamento che noi tutti italiani vogliamo che ci sia, perché noi siamo italiani e vogliamo il bene nostro e di tutto il mondo. Grazie. Da tutte queste nuove informazioni ad indirizzo politico, tu Josi cosa ti aspetti? Buonasera, sono Josi di Caltrano 1. Sinceramente mi aspetto un partito diverso che dia ascolto e parola a noi giovani, soprattutto a noi giovani, che siamo quelli che stiamo perdendo le speranze ultimamente, ma io voglio dare fiducia, speranza soprattutto a questo nuovo partito per un futuro migliore
e che punti non solo che punti soprattutto all'umanità, all'altruismo, proprio come sono i principi del partito e del COEM. Allora, un partito oggi c'è che si è proposto di portare avanti il nostro progetto ed è il Partito del Valore Umano. Tu, Kevin, cosa ne sai? Ciao, sono Kevin, Vicenza 20. Cosa so di questo partito? Seguendo e studiando questo partito ho imparato molte cose e sono molto contento in quanto mi ha dato gioia e tanta speranza. Dal punto di vista di gioia, mi dà la gioia perché è bello sapere che c'è ancora un partito, possiamo contare su delle persone che hanno a cuore i nostri interessi, e speranza, in quanto la speranza è la cosa che ormai in Italia brutalmente è una cosa che è diventata ormai utopica, in quanto è diventata un'utopia che l'Italia sia migliore di altri paesi e che potrà progredire. Però grazie al COIM e grazie a questo partito che ha a cuore i nostri interessi ci dà delle buone risonanze tra di noi e speriamo bene, anzi sono molto fiducioso che andrà tutto bene. Kevin, grazie. Allora, io vorrei condividere con voi la risposta che ha dato una nostra PO di Vicenza 29 e non potendo essere presente ha voluto anche lei partecipare a questa video intervista, quindi ci fa piacere riportarla a voi. Quali pensate saranno i cambiamenti che porterà questo progetto? Ecco, a questa domanda Donata ha risposto così. Si possono intuire e alcuni anche già vedere. Dal punto di vista relazionale e umano si è cresciuti in numero e in visioni della vita meno becere, più positive, più solidali. Sarà una massa critica che condividerà l'idea di poter stare meglio nell'impegno di ognuno, di dare tempo, competenze, forza al lavoro e dal punto di vista dell'impatto politico e sociale ci saranno grandi cambiamenti a livello di produzione agroalimentare, di costruzioni ecosostenibili, di sviluppi medici alternativi, di possibilità paramediche per la salute e il benessere, di strumenti tecnologici messi al servizio di vari settori, di professionalità specialistiche, commercialisti, avvocati, psicologi, a servizio della comunità, nel giusto equilibrio tra costi e benefici. Ciao Donata, sei con noi. Come mai i giovani vivono un po' passivamente tutto quello che sta succedendo adesso nella società? Penso che i giovani ormai, la maggior parte, non reagiscono, come ho detto prima, per il fatto che non hanno speranza. Non hanno qualcuno che li ascolti, non hanno qualcuno che li senta o magari che divulga la propria parola. Se noi giovani avessimo un partito che ci ascoltasse, che ci chiedesse almeno le nostre opinioni, sarebbe tutta un'altra cosa, perché sentirsi ascoltati da prendere parole così a caso è tutta un'altra cosa. Cioè, secondo me l'ascolto e poi successivamente mettere in pratica e sostenerci cambiano le cose. Il progetto riguarda sicuramente i giovani. Ci sono effettivamente pochi giovani che si stanno avvicinando al progetto, no? Perché secondo me, oltre alle cose che sono già state dette giustissime, c'è anche un discorso del tipo che si è tanto abituati, non più appunto come negli anni passati dove si scendeva in piazza. Ho fatto anch'io le mie proteste quando andavo a scuola, di sciopero ho sempre partecipato, mentre i compagni di classe per esempio fai sciopero domani, sì, sto a casa. C'è tanta più apatia in questa cosa, c'è del dire sì, ok, non mi vanno bene le cose, però non faccio niente per cambiarle. Se non partiamo noi, io ho 21 anni, quasi 22, se non partiamo noi siamo mica da nessuna parte, voglio dire, secondo me. Poi voglio dire, il futuro è nostro, il paese è nostro. Io penso di avere anche uno spirito abbastanza patriottico, non è detto che lo debbano avere tutti quanti gli altri, ma è anche per un semplice discorso che se sono nato qui voglio avere la possibilità di costruirmi una vita qui. Si deve pensare agli altri, perché dando una mano agli altri riesci a ottenere più cose, più persone si danno una mano, più cose belle vengono create, se no così va tutto in rovina.